Eder. Mech. Pallister. Nella tarda serata di lunedì 14 aprile 2025, intorno alle ore 23, un duplice omicidio ha sconvolto il quartiere Pigneto di Roma. Un uomo e una donna di nazionalità cinese sono stati assassinati a colpi di pistola in via Prenestina, all'altezza del Civico 70, nei pressi della tangenziale est. Secondo le prime ricostruzioni, la coppia stava rientrando a casa a piedi quando è stata avvicinata da almeno due individui a bordo di una moto. I killer hanno esploso diversi colpi di pistola, colpendo le vittime alla testa e uccidendole sul colpo. I carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato numerosi bossoli a terra, confermando la violenza dell'attacco. Le forze dell'ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare i responsabili. Al momento, non si esclude alcuna pista. Potrebbe trattarsi di un regolamento di conti, di un crimine legato a dinamiche interne alla comunità cinese o di un'altra motivazione ancora da chiarire. Le vittime risiedevano in un edificio situato a pochi metri dal luogo dell'omicidio, suggerendo che potrebbero essere state seguite e che l'agguato sia stato pianificato con precisione. L'area è stata isolata per consentire i rilievi scientifici e le indagini proseguono senza sosta per fare luce su questo tragico evento. Il femminicidio di Ilaria Sul, studentessa 22enne dell'Università La Sapienza di Roma, ha scosso profondamente l'opinione pubblica italiana. La giovane è stata brutalmente uccisa il 25 marzo 2025 dal suo ex fidanzato, Mark Anthony Sampson, di 23 anni. Il corpo di Ilaria è stato ritrovato il 2 aprile, chiuso in una valigia e gettato in un dirupo a Capranica Prenestina, a circa 40 km da Roma. La dinamica del delitto: secondo le indagini, Ilaria si era recata nell'appartamento di Sampson in via Homs, nel quartiere africano di Roma, la sera del 25 marzo, durante un litigio. Sampson l'ha accoltellata a morte. Le ferite sulle braccia della vittima indicano un disperato tentativo di difesa. Dopo l'omicidio, Sampson ha avvolto il corpo in un sacco di plastica, lo ha chiuso in una valigia e lo ha trasportato con l'auto fino a Capranica Prenestina, dove lo ha gettato in un dirupo. Per depistare le indagini, Sampson ha utilizzato il cellulare di Ilaria per inviare messaggi alla sua migliore amica, Maria Sofia, fingendosi la vittima. In uno dei messaggi, scrive: "Ho fatto la birichina", cercando di far credere che Ilaria avesse trascorso la notte con un altro uomo. Alla richiesta di condividere le posizioni, risponde evasivamente: "Non posso, ciccia, scusa, sono praticamente a Napoli". Questi messaggi sono ora agli atti dell'inchiesta e dimostrano la volontà di Sampson di sviare le indagini sin da subito. Le indagini hanno portato alla luce il possibile coinvolgimento della madre di Sampson, Nusrman Lapad. Secondo gli inquirenti, la donna avrebbe aiutato il figlio a ripulire la scena del crimine, fornendo stracci e detergenti per eliminare le tracce di sangue. Si ipotizza inoltre che fosse presente in casa al momento del delitto e che abbia omesso di chiamare i soccorsi, circostanza che potrebbe configurare il concorso in omicidio. Mark Sampson ha confessato l'omicidio e si trova attualmente in custodia cautelare con l'accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Le autorità stanno proseguendo le indagini per accertare eventuali complicità e chiarire tutti gli aspetti della vicenda. L'autopsia e gli esami forensi saranno determinanti per ricostruire con precisione la dinamica del delitto. Il caso ha suscitato un'ondata di commozione e indignazione, con numerose manifestazioni in memoria di Ilaria e per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza di genere. 26 marzo, ore 10:24. Maria Sofia: "Oddio Ila, ma dove sei finita?" Finta Ilaria: "Non so se sto per fare una cazzata, ma vado a casa di un tizio che ho conosciuto per strada." Maria Sofia: "Ma sei scema? Chi è questo?" Finta Ilaria: "Ci siamo visti stamattina all'uscita della Sapienza e mi ha chiesto se mi andava di uscire oggi, così, a caso." Maria Sofia: "Ma almeno mi dici dove stai?" Finta Ilaria: "Non mi va Sofi, voglio sentirmi libera in tutti i sensi, senza che qualcuno veda dove sto." Maria Sofia: "Ma ti rendi conto? E se ti succede qualcosa?" Finta Ilaria: "Se sono nella merda riesco a uscirne da sola." 26 marzo, ore 19:42.
finta Ilaria invia una foto, un ragazzo muscoloso su un'altalena, Maria Sofia, oddio, quindi? Lo avete fatto? Finta Ilaria, sì, ho fatto la birichina. Maria Sofia, mandami la posizione, ti prego. Finta Ilaria, non posso, ciccia, scusa, sono praticamente a Napoli. Maria Sofia, ok, fai come vuoi, non ti giudico se sei andata a Napoli, di sicuro non lo faccio vedere a Mark, ma siccome mi è capitato di andare a casa di uno e se fosse successo qualcosa ero nella merda, perché nessuno sapeva dove fossi. 27 marzo, ore 11:57, Maria Sofia, Ilaria, mi ha chiamata tua madre, sta chiamando la polizia, dove sei? Finta Ilaria, ti prego, mi sono dimenticata proprio che dovevo andare a Terni, non sono a Roma. Maria Sofia, non mi fido. Ti devo sentire, ti devo vedere, adesso. Finta Ilaria, non mi funziona il microfono, ha preso acqua e il telefono. 28 marzo, ore 9:12, Maria Sofia, la mamma di Ilaria è già partita per andare a Roma, ti do 4 minuti. Ti saluto chiunque tu sia. Il 31 marzo, dopo giorni di silenzio, Samson accede al profilo Facebook di Ilaria e pubblica un post. Profilo Facebook di Ilaria, in realtà Samson. Grazie a tutti, sto bene, sarà l'ultimo tentativo di depistaggio, prima del ritrovamento del corpo nella notte tra l'1 e il 2 aprile a Capranica Prenestina. Mannaggia, è dura, ma sogno tranquillo, capisci? Non voglio dica, non sto dica, troppo freddo, troppo caldo, non bevo vino, ma l'acqua mi fa, e poi mi lagnuca, mi doli u cori. Si abiti di sti dei, ma sono così cadiciti voi. Sono tutti pazzi ma io non sogno sano. Si dico sì e no in realtà. Spittare alla procura, sogno tranquillo. È dura un momento chino. Affido tutti i luni di Frodo. Colleziono cappelli. Chi porto casino ma di soldi non ne aiuto. Assolutamente, capisci? Assolutamente. Non faccio così, non faccio così. È un gran complotto ma non saccio di cu. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.